21 comuni, 160 gruppi costituiti per un totale di 6.000 cittadini coinvolti, 140 aree sottoposte a vigilanza. Sono i numeri del controllo di vicinato avviato lo scorso settembre nel Veneziano, che si è rivelato ottimo strumento di prevenzione. Rispetto al 2015, nei comuni dove è stata attivata l'iniziativa si è registrata una diminuzione del 9% dei reati in generale, del 19% dei furti in abitazione, del 56% delle rapine in generale. Gli stessi risultati sono stati registrati anche a Venezia città, dove si conferma il trend in diminuzione a 2 cifre di tutti i reati. La partecipazione attiva dei cittadini è fondamentale, ha spiegato il prefetto di Venezia dal tavolo della firma del nuovo protocollo controllo di vicinato. Quello che vedo di bello nello spirito della provincia, della città metropolitana di Venezia, è questo spirito di collaborazione, ognuno con il suo ruolo, ognuno con le sue competenze, ma c'è veramente una voglia di contribuire al bene comune della collettività. Il gruppo di controllo di vicinato non si sostituisce alle forze di polizia, non interviene in caso di reato, non arresta i ladri. La sua è un'attività di mera osservazione per l'invio di segnalazioni qualificate alle autorità, ma è anche e soprattutto stimolo alla conoscenza reciproca. La gente comincia a convivere insieme, a riconoscersi, ad aiutarsi reciprocamente, segnala molto qualificatamente dopo i nostri insegnamenti, gli insegnamenti delle forze dell'ordine, perciò c'è una rete territoriale che si sta espandendo sempre di più e anche il buon rapporto di vicinato forse un po' alla volta sta riprendendo piede. Dalla sottoscrizione del protocollo ad oggi le segnalazioni dei cittadini aderenti ai gruppi del controllo di vicinato hanno consentito soprattutto di recuperare veicoli rubati, far sgomberare edifici abbandonati occupati da senza fissa dimora, oltre che ad allertare le forze di polizia riguardo alla presenza di persone sospette che sono state prontamente identificate.